Dopo una bella passeggiata per Venezia con i parenti, tutti contenti, eravamo un po' stanchi e avevamo deciso di tornare qui a casa a Mestre in taxi. Non ci sarebbero stati problemi per Roberto Lacchin, sua moglie e i suoi suoceri, ma lui, nonostante la sua carica di energia positiva, è non vedente da 9 anni e a fargli strada ci pensa questo splendido esemplare femmina di Labrador Nero Retriever che si chiama Penny. Alla sua vista il tassista ha addotto scuse, poi ha chiesto di metterle la museruola, poi di farla viaggiare nel bagagliaio, più che richieste scuse per il giovane che ha deciso di chiamare la polizia. Penny è abituata a viaggiare del resto, sale regolarmente sui mezzi pubblici, viaggia in taxi ed è abituata anche a volare per 10 ore e mezzo in aereo da Venezia fino al Giappone. Il tragitto Piazzale Roma Mestre non la spaventava di certo. Grazie alla polizia i cinque sono riusciti a tornare a casa su un altro taxi, ma Roberto Lacchin, che accarezza con amore la sua Penny, compagna di tante avventure, non ha intenzione di mollare. La legge parla chiaro. Può salire a titolo gratuito sicuramente e senza nessun problema sui mezzi pubblici, è proprio un dovere degli autisti di far salire il cane guida senza nessun problema. Non vanno fieri di quanto accaduto 24 ore fa ai tassisti di Piazzale Roma, che parlano di un caso isolato. È probabile che saranno presi i provvedimenti? Ma io mi auguro proprio di sì, mi auguro proprio di sì e speriamo che non siamo solo noi a prendere dei provvedimenti ma anche la municipalità, il comune, insomma chi ha l'autorità per farlo. Ha intenzione di presentare denuncia a Roberto Lacchin, ma la sua battaglia ha deciso di portarla avanti per un motivo preciso. Al giorno d'oggi, nel 2014, la gente dovrebbe capire che i cani guida ci sono, hanno la funzione di aiutare noi non vedenti e hanno dei diritti di entrare, oltre che nei mezzi pubblici, anche in tutti i luoghi pubblici, nei negozi, nei ristoranti. E con il sorriso sulle labbra ricorda a tutti: Dai, forza ragazzi, mettiamoci d'impegno tutti quanti e che siamo tutti uguali su questo mondo, siamo tutti sulla stessa barca o taxi.